Sono Giacomo Meloni, il segretario che arriva al congresso. Noi, come è prassi, siamo tutti dimissionari nel congresso e veniamo eletti come delegati o dalla struttura di categoria, se c'è la federazione, o dal territoriale, quegli iscritti che ancora nella fase di costruzione della CSS non avessero un riferimento formalizzato di categoria o di gruppo. Ciascuno di noi quindi è reduce da congressi territoriali e di categoria e ci hanno eletto come delegati al congresso, quindi al congresso non arriva nessuno con le varie cariche, se non per l'ordinaria amministrazione. Francesco Casula è segretario generale della CSS, adesso il nostro sempre di direzione del sindacato nella direzione nazionale, è il caporedattore del nostro periodico Tempus da Sardegna, periodico bilingue, che speriamo nel prossimo anno di poterlo anche vendere nelle edicole. Gino Steri è della segreteria nazionale uscente, fa parte del territorio del Sulcis Iglesiente, impegnato sul versante delle industrie ed è uno dei costruttori delle RSU all'interno delle fabbriche. Angela Boscarino fa parte della segreteria uscente nazionale ed è la direttrice dell'ufficio studi Giovanni Angioli della Confederazione Sindacale Sarda. Intanto vi ringraziamo per essere stati così cortesi di aver accolto il nostro invito. Noi ci teniamo ad avere un buon rapporto con gli organi di stampa e con la televisione, perché abbiamo partecipato tra l'altro quando siamo stati invitati alle vostre assemblee di categoria per la salvaguardia di quello che è il diritto all'informazione, un diritto fondamentale per una democrazia. Abbiamo aderito anche a un referendum per la raccolta delle firme contro la legge Mammì, sostanzialmente per la modifica comunque di questa legge, e abbiamo così un occhio di riguardo rispetto al lavoro che fate, che è un lavoro di servizio per una nazione che vuole rimanere nell'ambito della libertà e della democrazia. Quindi vi ringraziamo veramente di cuore. Arriviamo al terzo congresso della Confederazione Sindacale Sarda, quest'anno con una coincidenza eccezionale, perché il 20 gennaio del 1985 fu fatta l'assemblea costitutiva della Confederazione Sindacale Sarda e quindi datiamo 10 anni praticamente, anche se il nostro primo congresso fu celebrato nel febbraio del 1988, perché ci fu una fase costituente sufficientemente lunga per i tempi moderni, lunga nel senso che se si rapporta ad altri dice ma sono i tempi storici 85-88 che siano eccessivamente lunghi, però oggi nella società moderna anche 6 mesi sembrano un'eternità e comunque abbiamo fatto passi da gigante, perché da quel gruppo di uomini che ebbero l'idea originale di formare un'organizzazione sindacale, tra l'altro nessuno di loro era sindacalista, erano intellettuali, erano persone che venivano diciamo da vari ceti sociali, ebbero questa idea che in Sardegna non era possibile pensare all'autonomia delle istituzioni, all'autonomia dei partiti senza avere anche un'autonomia di un sindacato. E con questa idea siamo nati, c'è un sindacato che ha basi etniche, per cui ha area di azione che è la Sardegna, ma la Sardegna come una finestra sul mondo, non quindi per rimanere chiusi. Coniugando assieme quelli che sono i problemi naturali dei lavoratori, quindi il lavoro, quindi
miglioramento degli ambienti di lavoro, i diritti sui luoghi di lavoro, la capacità di interconnettere e intersecarsi con i problemi di una società civile, coniugandoli con quelli che sono un forte radicamento che la gente ha nel suo territorio e quindi in Sardegna, perché per noi è difficile pensare alla risoluzione dei problemi che il mondo del lavoro pone senza o astraendosi da quelle che sono le appartenenze. E su questo abbiamo sempre fatto delle battaglie, non sempre capiti, anzi osteggiati lungamente anche da quelli che dovevano essere i nostri naturali compagni, mi riferisco ai sindacati storici, che nei nostri confronti non sono stati mai teneri. Qualcuno ci dice perché rispondevano anche a una vostra in qualche modo aggressività. Forse all'inizio si possono essere anche commessi degli errori di questo genere, perché per affermarsi, voi sapete, mi insegnate, c'è sempre un momento in cui è necessario fare qualche passo in più. Il problema però è di sostanza, il problema è che noi insistiamo che noi abbiamo necessità di costruire un sindacato insieme ai lavoratori sardi, perché non è indifferente e influente il luogo dove si abita e dove si lavora. Moltissimi problemi che noi abbiamo in Sardegna per il mondo del lavoro li avremmo potuti, non dico risolvere, ma impostandoli in un certo modo, rivendicando quelle che sono la nostra capacità di risorse umane, di risorse materiali. E questa è la scommessa, questo è quello che diremo al nostro congresso. Sicuramente avremo trovato degli sbocchi, degli obiettivi diversi da quelli che oggi ci ritroviamo, perché oggi, diciamolo chiaramente, raccogliamo il crollo, la disfatta di un modello di sviluppo in Sardegna su cui ci sono molte responsabilità, e le responsabilità non sono solo di natura politica, le responsabilità sono purtroppo anche di un quadro dirigente anche sindacale che ha sposato allora, noi crediamo in buona fede chiaramente, un tipo di analisi della Sardegna che ha condotto a quel tipo di obiettivi che forse di positivo hanno lasciato il fatto che oggi possiamo dire che c'è anche in Sardegna un minimo di industria, un minimo di classe operaia, però sono più i lati negativi che noi mettiamo in conto che i lati positivi. Noi siamo un sindacato di base. Cosa significa un sindacato di base? Prima dicevo in premessa che anche noi veniamo delegati a congressi. Siamo un sindacato di base, cioè noi non entriamo nei luoghi di lavoro dove non ci siano le premesse. Per noi le premesse sono un gruppo di lavoratori che chiede di organizzarsi e di fare sindacato. Cioè siamo contrari quindi a imporre segretari che sollecitano inizi o favoriscano, diciamo, nel senso che sono loro che vanno e fanno il sindacato. Siamo contrari addirittura a sollecitazioni che ci vengono da lavoratori che si pongono nei nostri confronti con una posizione di dire venite e fate voi. No, noi non veniamo e facciamo. Se c'è la volontà di riappropriarvi voi di quello che sono le vostre responsabilità e quindi avete la capacità all'interno di creare voi, come fatto democratico, la SASN, che per noi è proprio la base dell'organizzazione sindacale, non è possibile costruire la Confederazione Sindacale Sarda, altrimenti è meglio che stiate nei sindacati, se siete iscritti ad altri sindacati, o che vi fermiate lì, perché sarebbe un disastro, sarebbe riproporre esattamente le stesse cose che altri fanno più egregiamente di noi, avendo più strumenti, più storia, più tradizione. Allora che cos'è questa Confederazione Sindacale Sarda? In gran parte, anche avendo 10 anni, è ancora una scommessa. È una scommessa, cioè quella capacità di coniugare insieme un sindacato di base, un sindacato quindi con una democrazia orizzontale, col fatto di essere un sindacato etnico, col fatto che è solo in Sardegna,
col fatto che deve vincere una battaglia enorme sulla rappresentatività, perché le leggi attuali gli impongono che per essere rappresentativo a livello nazionale, noi ci chiamiamo nazionale come sfida, perché riteniamo che la Sardegna sia una nazione, però è ovvio che poi quando ci sono i contratti nazionali ci chiedono se siamo in regola rispetto agli altri. Per esempio ci dicono che dobbiamo essere presenti almeno in 2/3 delle regioni italiane e noi rispondiamo: come facciamo ad essere presenti nelle 2/3 delle regioni italiane? O pretendete che noi apriamo succursali a Torino, a Milano? Sì, potremmo fare il discorso che ci sono tanti immigrati sardi, ma allora come la mettiamo che siamo anche il sindacato di base? Il sindacato di base mica va a fare delle succursali a Torino, eccetera. Il sindacato di base rispetta che gli immigrati a Torino giustamente facciano il sindacato all'interno delle fabbriche con i soggetti che ci sono lì, con i soggetti sindacali, e semmai abbiano dei collegamenti con noi, però nel rispetto del fatto che è una loro maturazione, non che siamo andati noi a esportare il modello o questo per noi è un concetto. Nella mia relazione di apertura al congresso illustrerò i temi che ci sono a noi cari, che sono le 3 emergenze. Inizierò rovesciando quelle che erano le 3 emergenze del secondo congresso. Allora noi ponevamo il problema del Sidentinadi, del Sambiente e Sudraballo. Io rovescerò, dirò la prima emergenza del Sardegna e Sudraballo. Porterò una serie di dati che tra l'altro sono pubblici, quindi voi li conoscete, forse saranno più analitici, più puntuali per quanto riguarda la specificità. Ho tentato di lavorarci dentro, per esempio privilegiando il dato che secondo me è rivoluzionario, e lo voglio porre all'attenzione anche di voi giornalisti, cioè in Sardegna noi abbiamo il 52% di gente che è disoccupata, che chiamiamo con tempi lunghi, cioè di gente che è entrata in questo tunnel della disoccupazione e praticamente non sa quando uscirà, ma nel frattempo ha 30 anni, 35, 40 anni. Cioè noi abbiamo disoccupati che quasi sicuramente non lavoreranno mai. E io quando si fanno discussioni sulle pensioni dico: ma questi non arriveranno manco a maturare un minimo di pensione, perché se entrano a 40 anni a lavorare, quanto dovrebbero lavorare questi? Quindi abbiamo poi, dico, i riflessi sociali che sono di altra natura, gravissimi. Parlando col Presidente Palomba, noi abbiamo posto questa emergenza come un qualcosa di principale. Abbiamo detto: stiamo attenti, questa è l'altra bomba, cioè una bomba ecologica, questa è una bomba antropologica, cioè è di una dimensione enorme, cioè significa che noi abbiamo delle persone, siccome partiamo dal lavoro come valore, non come solo produzione, ma come valore, cioè il lavoro per noi ti mette sull'uomo, te lo radica in una realtà, te lo fa diventare persona, te lo fa diventare responsabile, te lo fa diventare maturo. Se tu hai un fiume di persone che non avranno mai accesso a questo tipo di cosa, è una bomba di dimensioni enormi in Sardegna, ma ho visto i dati europei, è una caratteristica italiana rispetto agli altri. C'hanno tutti i disoccupati in Europa, gli altri europei, tutti, e più o meno le percentuali si rassomigliano. Quando si arriva a prendere questo dato e a metterlo a fuoco, risulta che è l'Italia che ha questo problema in modo particolare, cioè di queste persone che hanno date molto lunghe, un tunnel molto lungo di disoccupazione, rispetto alle quali purtroppo fino adesso non ci sono risposte realistiche. Non voglio entrare in polemica, cioè non è tanto quello che mi spaventa chi promette milioni di posti di lavoro, è il fatto che con gli indicatori che noi esaminiamo effettivamente non si riesce a capire se ci saranno risposte almeno nel medio termine, perché si dovrebbe entrare nel merito allora se è valido o meno i referenti agli indicatori economici che ci hanno sempre insegnato, cioè, e noi stiamo incominciando a fare un tentativo di questo, per esempio a mettere in discussione se il PIL
può essere preso come un dato assoluto o un referente così importante per poter valutare questo, o se dobbiamo in qualche modo correggere, trovare indicatori, per esempio andando a fondo e vedere se questi dati sono per una visione di sviluppo con determinate premesse, o se invece ribaltando, mettendo in atto una visione di diverso sviluppo, si potrebbe avere una correzione. E su questo entreremo nel merito. Per noi, per esempio, il poter insistere oggi con meno difficoltà di ieri, perché ieri, quando lo dicevamo, minimo le persone di un certo rango, anche intellettuali, ci dicevano che eravamo bucolici, per non offenderci diversamente, che avevamo una specie di visione della Sardegna ritorno all'agricoltura e alla pastorizia. Una volta per sempre, tutto quello che è il bagaglio industriale in Sardegna per noi è una risorsa di oggi. Non è possibile che veniamo accusati che noi vogliamo distruggere l'attuale potenziale che abbiamo, però diciamo basta. Non vogliamo più che riparta un programma dove vogliamo fare alte industrie o mega industrie, o pensiamo a mega piani che rilancino un tipo di modello di questo genere. Diciamo che le risorse che abbiamo allora le dividiamo puntando e investendo su settori dove assolutamente si è fatta terra bruciata e dove invece stanno emergendo problemi enormi. Io ho davanti un esperto, seguo spesso la rubrica di Zanata sull'agricoltura, ma le manifestazioni che sono state fatte in anni addietro dai pastori, adesso man mano io ne ho seguito 2 degli agricoltori, ma mettono in evidenza che quel settore non è al tracollo, ha già proprio finito se non si interviene con una logica intelligente, però non di distribuzione a pioggia di risorse, ma avendo chiaro un progetto, cosa che non c'è. Questa è la verità, un progetto che noi non dobbiamo discutere solo in Sardegna, ma che dobbiamo avere il coraggio poi di rapportarlo nelle sedi di decisioni che sono ormai certe. È mancata però la presenza nostra sarda a quei livelli, perché abbiamo sempre delegato, e abbiamo delegato purtroppo istanze che a sua volta mediavano, per cui noi ci troviamo per la Sardegna davanti a scelte per l'agricoltura di natura disastrosa, ma per la pastorizia, penso alle quote latte, penso al fatto che addirittura oggi si vuole entrare nel merito della composizione del nostro latte e quindi quasi sicuramente si manda all'aria ogni possibilità di tipicizzazione, per esempio del nostro formaggio, che avrà, se passa quel tipo di linea, un sapore diverso, perché se tu vuoi che il latte per quelle caratteristiche in tutta Europa, avrai un formaggio uguale in tutta Europa, se non intervieni chimicamente per poterne fare le differenziazioni. Mentre invece siamo d'accordo che, avendo avuto un ritardo di 10 anni in Italia, per cui ha pagato miliardi, siamo in ritardo per quanto riguarda l'ingenicità. Tutte queste cose noi non entriamo, diciamo che siamo d'accordo su questo, cioè i nostri operatori devono produrre con le garanzie di natura igienica internazionali, e su questo non ci piove. C'erano i soldi, si sono dirottati altrove, c'è stata, io non dico solo indolenza da parte del potere politico, ma anche degli operatori che molte volte hanno utilizzato diversamente queste loro possibilità. Però noi entreremo nel merito, abbiamo degli esperti che lavorano per noi su questi campi. E che cosa diciamo allora? Si tratta di fare delle scelte, si tratta di incominciare, quando si parla di prodotti DOP non basta, si tratta di dare delle indicazioni, perché per noi il prodotto DOP, potete scriverlo chiaramente, per noi è Sardegna, cioè avere la garanzia che tu produci in un ambiente che sicuramente a livello internazionale è un ambiente meno inquinato di altri posti, dando delle garanzie che il tuo prodotto è eccellente, perché lo fai in un determinato modo, perché lo garantisci dall'origine fino a poi,
la vendita con i vari passaggi, per cui lo metti sul mercato sfidando il mercato sull'eccellenza del tuo prodotto. Scusi, che cosa succederà però quando gli agricoltori sardi non incontreranno questi livelli di qualità che sono richiesti? Gli agricoltori? Eh sì, perché a parte che non esiste, se non sbaglio, un laboratorio, a parte quello di Pula che ci sono. Il problema è che il livello di qualità richiesto sarà... Io in una intervista che avevano fatto avevo sollecitato addirittura la stampa, che poi è professionista e più attenta a queste cose, e talvolta in televisione si vanno a vedere molti aspetti negativi. Io ho detto: perché non ci fate vedere per esempio cosa succede in determinate aziende che lavorano a livello, diciamo, non moderno, modernissimo. Ecco, questo ci dovete far vedere, perché non a me che sono interessato per altre strade, ma anche al produttore, che deve capire che l'esempio è quello, cioè che si deve rivolgere anche a chi già in qualche modo in Sardegna sperimenta, ma ormai non sperimenta da un anno, ma sperimenta da tanti anni. Non solo, ma si parla tanto qui di parchi scientifici, di questo, del CRSA, eccetera, eccetera. Ma insomma, tutto questo bagaglio, ma quando è che diventerà al servizio della produzione? Quando è che si metterà? Perché tutti ne parlano come un qualcosa, come l'oggetto misterioso, come un qualcosa... Ma è di ricerca, però non è che si possa... Ma la ricerca è fondamentale, però la ricerca è fondamentale perché poi si mettano in atto... Però comunque non è, per esempio, per il CRS4 di essere idrolo al servizio della produzione. È la produzione che deve chiedere al CRS4 alcune cose è un problema di conoscenza, è un problema di civiltà. Non è, il problema è che poi probabilmente non ci sono le strutture produttive tali da poter utilizzare i laboratori di ricerca del CRS4. Chi le favorisce queste? Chi le sollecita? Chi le spinge? Ecco, vabbè, quindi è dato la deve spingere l'imprenditore privato, uno, perché pensare che ci possa essere un imprenditore pubblico è assurdo. È una cosa, però dico, non parliamo. Non stiamo parlando. Sì, no, non sto dicendo per addirittura noi sosteniamo che lo Stato e la Regione non devono creare lavoro, devono creare le condizioni perché poi la gente crei lavoro, non sono loro quelli che devono creare, ma le condizioni sì, le ecco, per esempio, i servizi. Lei parlava prima dei fondi dati così a pioggia agli agricoltori. Si sa bene che l'agricoltore per tanti problemi che ha i soldi se li mangia, perché è così. Quindi perché non, tocca a voi proporre per esempio che costi meno il gasolio, che con CIM anziché costare 40.000 ne costi 10.000, cioè cose concrete che aiutino veramente, ma se non le fate voi questo... Quando noi parleremo nella relazione e nelle nostre proposte del problema dell'energia, però noi poniamo anche un problema in Sardegna. Se stiamo ai dati che abbiamo noi, sappiamo di un piano energetico in Sardegna che ha 3 fondi. 3 fondi, su cui c'è un investimento di 4.000 miliardi. Abbiamo visto, però queste cose non escono. Vediamo che si punta sul mega impianto della Saras che lavorerà i reflui del petrolio, si punta e si dice, secondo me in termini molto illusori, ai minatori che ci sarà la gasificazione del carbone. Poi si dice, si va a Porto Torres e si dice, giuriamo, spergiuriamo che ci sarà la metanizzazione, che qui ci saranno i punti d'attracco, eccetera, eccetera. Noi abbiamo detto al Presidente di questa Regione, ci sarà un coordinamento, si capirà qualcosa di questo. O pensiamo che diventeremo improvvisamente produttori di energia per tutto il Mediterraneo? Cioè, vogliamo capire se c'è un progetto, perché ovunque si vada, a San Rocco si è messa in sciopero la popolazione per chiedere l'impianto della Saras che lavora i reflui, poi diciamo noi, saranno solo i reflui della Saras o quelle navi che erano ferme in determinati posti che avevano allertato poi a Semini di preparare, diciamo, i bidoni, o diventeremo coloro che importano reflui per poterli lavorare. Comunque potevano riconvertire Macchiaretto, visto che c'era già. Poi ai cari minatori noi daremo
uno spazio ai minatori. Noi siamo come organizzazioni sindacali, per esempio, una delle organizzazioni che dice stiamo attenti a questa fase, che è una fase delicatissima di chi comprerà sostanzialmente le miniere. Cioè noi non siamo stati su una posizione che bisognava andare all'asta pubblica per le miniere, perché noi stiamo svendendo un patrimonio. Scusate, io non riesco a seguire, è una serie di problemi a tappeto, ma il vostro modello qual è? Perché io non riesco a capire su il modello nostro, noi veniamo fuori noi arriviamo a un congresso che non abbiamo preparato per le tesi classiche, abbiamo preparato tramite spezzoni e convegni, uno su che cosa deve essere il credito in Sardegna, e abbiamo un fucile puntato sulle banche, dichiarando che le banche in Sardegna da anni non fanno più azione di sviluppo e che quindi la regione, che è l'unica regione a statuto speciale a non avere una legge quadro sul credito, ed è una cosa incredibile. Noi 40 anni di statuto speciale, tutte le regioni speciali hanno una legge sul credito, in Sardegna le banche possono fare quello che vogliono e non sono elemento di sviluppo in questo momento. Lo stesso CIS si è trasformato, è diventato dice ma siamo sul mercato, sì, però io voglio capire in Sardegna che ruolo hanno le banche, se è solo quello di raccogliere e poi magari di investire altrove. Abbiamo alle nostre spalle un progetto di risorse sulla Sardegna dove esperti ci hanno messo in evidenza quali sono le risorse della Sardegna che potrebbero avere, diciamo, un lancio e quindi creare anche ricchezza indotta, cioè quindi selezionando alcuni tipi, alcune risorse che abbiamo in Sardegna, sia esse come ricchezze minerarie, sia esse come ricchezze diciamo di paesaggio, turismo eccetera, che però proprio abbiamo l'attenzione a dire stiamo attenti, non un tipo di turismo come si è venuto a creare in Sardegna. Per esempio, non parliamo chiaro, diciamo che il turismo sulla costa è basta e avanza. Signor Bruno, posso chiedere una curiosità, siccome purtroppo sì, i tempi sì. sono quelli, ha parlato di traballo, se si dice così, non so, e poi di ambiente, di risorse che prima di tutto devono partire dalla valutazione delle nostre risorse. E poi ancora? E poi il concetto di identità che diventa di etnia, di lingua, di cultura. Poneva un problema. Allora, Sì, perché scusa, con chiarezza, noi sosteniamo questo, non da oggi, ma oggi in modo particolare. Una ipotesi di sviluppo in Sardegna, tutta giocata sulla grande industria di Stato, petrolizzando l'isola, è fallita. Primo aspetto, chiaro, è fallita. Ed è fallita perché l'illusione che la grande industria potesse avere effetti diffusivi nel territorio, nell'indotto, non è stata un'illusione. Primo. Secondo, che fare oggi? Noi riteniamo che occorra partire da tutte le risorse che abbiamo, risorse nostre, indigene, privilegiando la piccola e media industria. Allora, alcuni, come dire, per slogan vanno, perché il tempo è quello. Autosufficienza agroalimentare. Non è ammissibile che un'isola che ha una vocazione naturale per l'agro alimentare importi 2.000 miliardi all'anno di prodotti da Israele, dall'Olanda, dalla Romania, agnelli rumeni. Questo sai benissimo che è impossibile. Impossibile. Cioè, è impossibile che si possa essere autosufficienti nell'agroalimentare. Questa è la tendenza. Questo sai benissimo che è impossibile. Questa è la tendenza però. Non possiamo. Perché non possiamo, la frutta sì, non ce l'hai a sufficienza. certo, ma in questa direzione Anche il latte vaccino non ce l'hai a sufficienza. Ma perché non ce l'hai? No, non è che non ce l'hai, è perché noi abbiamo dei vincoli. Non è quelli vincoli, non ce l'hai. L'unico posto, l'unico problema dove tu sei veramente autosufficiente e puoi esportare sono i formaggi ovini, il vino, i carciofi e basta. Perché basta? Perché basta? Perché basta? E le patate? Le patate non siamo autosufficienti. Allora, senti, però il problema è che noi quindi non potrei mai essere autosufficienti sì, nel campo della. Dire questo è voler
creare delle condizioni mirare all'autosufficienza significa parti dal dato che oggi comunque il dato lo devi correggere, non è ma non pensabile vorrei rovesciare. mai, ma non vorrei mai. Ecco, l'altro campo dove tu sei autosufficiente è il pomodoro da tavola. l'altra cosa. E basta. Il problema è energetico. Per alcune cose il pomodoro dell'industria perché fanno lavorare le quote giuste e lo zucchero che anche quello è abbastanza. Ma dice si potrà arrivare a lavorare. Però non si può arrivare all'autosufficienza totale. Ma nessuno parla di autosufficienza. Questa è Scusa, che sono arrivato in ritardo. Ma noi dobbiamo mirare. Si guardano bene Non vuol al dire mare. che ci arriviamo l'anno 21. Il problema è energetico. La metallizzazione. Grazie. E qui lo devi Allora, portare. Io mi devo dare una domanda come le no, ti devo dare fa? un'informazione di immagine. Allora, che c'è in questo perché non abbiamo altri mezzi. Noi abbiamo in giro 2000 inviti. Stiamo facendo uno sforzo organizzativo immane, insomma, voi sapete che periodi sono duri per tutti e anche per le organizzazioni, insomma, i mezzi finanziari dobbiamo economizzare al massimo. Abbiamo mandato 2000 inviti, ci teniamo molto a dire che i nostri congressi non si aprono mai con la parte, diciamo, più politica, più organizzativa, ma si aprono sempre con una tematica, con una festa. Quest'anno si apre con una festa sulla lingua e la cultura sarda, una tavola rotonda che ha come tema la lingua sarda e situazione di strumento vivo di cultura. Vi partecipano degli esperti, ad iniziare dal professor Bacchiso Bandino, al dottor Paolo Pillonca, a Francesco Mazza, poeta, a Dante Rolianas, che è uno studioso soprattutto degli strumenti musicali, Pino Marcialisi, che è un filosofo, e Francesco Casula, che ha sempre approfondito questo argomento. Non faremo però una tavola rotonda classica, sarà una tavola rotonda animata, cioè man mano che si toccano gli argomenti interviene un artista. Cioè non stanno lì a spiegare, perché si passerà a chi di fatto farà, cioè si parla della non ETAS, sarà il maestro Luigi Vai che darà una dimostrazione di questa sua, e così via fino al polo di Bibbia. Prima che la collega vada via, volevo fare una domanda, una precisazione. Ma non sarà troppo 52% di stati disoccupati? Chi conta? Non disoccupati. No, il dato non è quello. Allora ho capito male. Perché No. Il dato ufficiale dei disoccupati in Sardegna è esattamente il 19,56%. All'interno di questo 19, il 52,56, adesso all'interno di questo il dato che emerge, che è la disoccupazione lunga, cioè la fascia d'età, che la fascia d'età, capito? Che la fascia d'età, tu c'hai questa gente mobilizzata. 90.000 giovani tra i 14 e i 18. Perfetto, allora, siccome si dice 52% di disoccupati, dicevo, ma non sarà un dato un po' troppo... Mi scuso per... No. Scusa, prima che se ne vada, siccome noi ancora una volta leggiamo ancora sui giornali, veniamo etichettati con targhe partitiche politiche. Noi non siamo un sindacato di partito. Quando sentiamo dire sindacato sardista, non è vero, noi siamo un sindacato etnico. Senta, la polemica Sassari di Maras mi sembra, Sì. che si è lamentato del fatto che il partito Ma sta sardo lamentato. Quanti sono iscritti in partito sardo? Noi siamo meno del 30% dei nostri iscritti sono sardisti. Nella direzione nazionale, negli organismi dirigenti. La nostra composizione va da rifondazione comunista ai popolari. Diciamo onestamente che la nascita era targata. Va bene, questo è sempre la GSX sempre. Il problema adesso è che così di ispirazione sardista. Allora, però si è sempre detto il sardismo si sta chiamando di ispirazione sardista nel senso di ideologicamente ma non del partito sardo. Allora, è così evidente che nelle persone mie di segretario generale siamo stati sospesi clamorosamente e io ho detto mi avete offerto anche l'occasione per dire chiaramente cioè noi vorremmo siamo sempre dentro una problematica che in modo lato si chiama il sardismo, si parla oggi tra gli intellettuali del sardismo. Sì, chiedo perdono. Però onestamente oggi dire che
la CSS, no, vabbè, siccome anche con i numeri, voglio dire, noi abbiamo gente di rifondazione, abbiamo gente popolare, anzi si pone un problema di dare immagine. Questo nasce dal fatto. A proposito di immagine, a proposito di qui c'è un'ultima riga, chiedo scusa, forse stava intervenendo il collega, non ti preoccupare. Forse no. Sì. Io mi inserivo a una questione di immagine. Qui dice la CSS è presente su Televideo Sardegna di Videolina e Sardegna 1 a pagina 113. Sì. Ecco, questa presenza che cosa? Io non ho avuto occasione. Ecco, ci sono le informazioni, vostre comunicati, vostre notizie, vostre iniziative. Abbiamo un contratto con Televideo. Una pagina di queste cose. Sì, pagina 113. 113 è il Televideo. No, la pagina 113 del Televideo di Sardegna 1. E volevo così capire in che senso fosse questa presenza. Sì. Una presenza di informazione con comunicati, con notizie, con... l'ultima informazione che può fare immagine. All'interno della hall dell'albergo, che è quella a fianco al Setter, però si entra dal Setter, è il nuovo Hotel 4 Torri, ci sarà permanente durante i 3 giorni del congresso una mostra fotografica curata da Studio G di Sanna Marongio di Iglesias sulle origini e la storia delle miniere in Sardegna. Questo credo che sarà un dato, diciamo, interessante. Nel sabato, a cavallo del sabato e della domenica, proietteremo la cassetta RAI, perché questo ci tiene a sottolinearlo ieri in una telefonata con Segre, la cassetta RAI dei film Dinamite, perché sono nate questioni di natura SIA, non so che cosa, insomma, fatto sta che per poter proiettare l'originale, diciamo così, bisogna avere più autorizzazioni. Lui però come regista ha dato l'autorizzazione purché si proietti la cassetta RAI, perché ormai è stata diffusa da Rai 3 e ha già pagato i diritti e sono stati pagati i diritti, quindi abbiamo anche regolarizzato questo, perché avevamo paura di noi e oggi intervengono e bastonano. Scusate, prima di concludere, tenete presente che noi siamo impegnati nella lotta contro la finanziaria e contro tutta la partita che riguarda la controriforma della scuola, di cui accendiamo un dato, oltre ai dati generali di attacco alle pensioni, alla sanità, che se passasse questa finanziaria e passassero questi decreti di Donofrio o proposte di Donofrio, noi avremo per esempio una scuola a 2 velocità, una che cammina e l'altra che stagna, cammina quella del nord o quella della Sardegna, no? E avremo uno scarto ancora maggiore tra servizi che funzionano e servizi che non ci sono, non funzionano. Cioè noi diciamo, uno è tagliare una USL in Piemonte o in Trentino, uno è tagliare le USL in Sardegna, uno è tagliare pensioni o servizi al nord, uno è tagliare in Sardegna. Cioè è importante questo, che in genere non viene sottolineato, perché si dice siamo tutti insieme, è giusto che siamo tutti insieme, però noi stiamo ancora peggio. C'è un approccio moderno rispetto a questo. Allora, la posizione, diciamo, della CSS non è di ostilità preconcetta ai tagli in Sardegna. Allora, le USL, non è che noi entriamo nel merito, ce ne vogliono 8 o ce ne vogliono 4. Noi poniamo solo un problema al potere politico, al potere istituzionale, eccetera, che devono funzionare in senso manageriale e che non possono essere avulse dal fatto che devono fare i conti col territorio. Cioè, la Regione Sardegna è in grado di garantire, per esempio, che i collegamenti verso quel servizio ci sono, perché se fa il discorso prima, noi lo stiamo vivendo in un'azienda che si è trasformata o si sta trasformando da pubblica in privata. Per esempio le poste, una direttiva è che si chiudono gli uffici piccoli. Allora noi, chi lavora lì dice, io lo capisco che non è economico, non si discute su questo, cioè non fanno manco i soldi per pagare lo stipendio al portalettere e all'impiegato. Quindi da un punto di vista, diciamo, rigidamente chiuso, non si discute su questo. Il problema è se ci sono collegamenti interi che consentano all'agente utente
o ai clienti come li chiamano adesso, noi continuiamo invece a chiamarli utenti, di arrivarci a quei posti. E qualcuno dice, ma sono affari loro. No, non sono affari loro. In Sardegna i collegamenti sono da città, da paese a capoluogo. Io ho lavorato per anni nei paesi per poter raggiungere il paese vicino a 10 km, siccome non avevo macchina, era la disperazione, perché andavo col famoso passaggio così. Ma dico, gente, lavorava a Buspi, entravo alle 8 del mattino, se perdevo il pullman delle 2, dovevo aspettare il pullman alle 5 per arrivare a casa mia. Se poi volevo andare da Cuspine a San Luca era un dramma, non c'era un collegamento, dovevo aspettare il pullman che andava a Cagliari. Allora il problema è questo, perché si mettono a ridere in Lombardia quando dicono, ma 10 km è una fermata di pullman, in Sardegna 10 km è una tragedia, perché non c'è la possibilità. Allora può darsi che si lanci anche un'imprenditoria di piccoli, come dire, di questi che fanno il noleggio eccetera, che improvvisamente esploda questa voglia di collegamenti. Però oggi facciamo i conti con questo. Allora quando tu dici voglio chiudere le USL, mi garantisci il servizio nel territorio ovunque esso sia, ma che sia collegato nel bacino dove tu vuoi mettere questo? Perché se non ci sono queste premesse poi si finisce col dire, ma allora voi volete il pubblico, ma voi volete spreco. Ma noi non vogliamo questo, noi vogliamo che ci sia un servizio efficiente e che la gente lo possa raggiungere. Per il resto non entriamo nel merito di chi lo fa più bello, perché poi anche questa etichetta bisogna finirla, non è che il privato è più bello del pubblico o viceversa, perché efficienza ed efficacia come si usa oggi bisogna dimostrarla sia nel pubblico sia nel privato, perché noi abbiamo esempi storici dall'una parte e dall'altra. Certo, sul pubblico si può scrivere un'enciclopedia, però non è vero che dall'altra parte ci siano ugualmente, soprattutto per i servizi che hanno un riferimento di utilità sociale. La prima cosa è questa. E dice, ma la CSS mi chiedono, è d'accordo a chiudere le USL, a fare qua? Ma io non rispondo a questo, perché se dovessi rispondere a livello personale dico, io sono una persona che ragiona in termini, se mi fai un costo ricavo ti dico che bisogna chiudere, ma se mi fai un discorso di utilità sociale, la prima cosa che ti pongo a te regione, a te che vuoi fare quel servizio, è se è raggiungibile quel servizio, se è usufruibile da parte del cittadino. Perché se mi fa un bellissimo servizio ma non è usufruibile, te lo tieni sulla nicchia, non me ne frega niente. Quindi questa è la visione che noi abbiamo e veramente stiamo cercando di scrollarci di dosso una serie di etichette che non lo so, forse qualche avversario ci vuol mettere, cioè noi vorremmo essere il più possibile moderni, il più possibile europei, il più possibile aperti al mondo, ma per dire che ragioniamo avendo i piedi qui, perché qualcuno tenta di farci togliere i piedi da qui, quindi sradicarci, e dicendo e volendo convincere che saremo migliori così. E noi sosteniamo che appiattendoci, che perdendo la nostra identità non saremo migliori, perché non avremo nulla da dire di diverso. È una lotta estrema, una cosa su cui inizierò la relazione e su cui noi crediamo molto. Abbiamo fatto un convegno della Birdi proprio su questa cosa: cultura e nuovo protagonismo, lo sviluppo come capacità di contare sulle proprie forze. Su questa cosa ci muoveremo, cioè noi, anche come storia sarda, noi abbiamo avuto la capacità di parlare al mondo, non è vero che il sardo era chiuso. Chi conosce bene la storia della Sardegna, noi abbiamo avuto uomini e persone, periodi storici, dove avevamo traffici, quindi non solo culturali, con tutto il mondo. La capacità nostra è di mantenere questa caratteristica e non di chiuderci, sapendo che però chi per anni ci ha imparato che il localismo era un concetto negativo di cui ci dovevamo vergognare, oggi è diventata una direttiva CE che richiama al rispetto, una direttiva CE che richiama al rispetto del localismo, cioè perché hanno paura in Europa che la gente perda le radici, hanno paura, no, non certo andando verso il versante delle guerre etiche eccetera, però se si dovesse perdere improvvisamente questo fatto, anche la gente, come dire, sradicata, che poi diventa in psicanalisi come che non ha, anche quella è pericolosa, Noi usiamo un termine, un neologismo che può essere brutto, dei sociologi, nuovo,
siamo glocali, globali e locali. Glocali. Non ti piace? No, è brutto. Certo che è il numero degli iscritti. Dunque, questi sono i dati che sono stati mandati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e sono i dati ufficiali. Voi sapete che non esiste per i sindacati, se non nel pubblico impiego, l'obbligo del riscontro. Finché non ci sarà questo e non sarà informato. Un'altra cosa che mi dimenticavo: noi siamo l'unico sindacato, ce lo rimproverano, che vogliamo una legge sul rispetto della democrazia formale anche nei sindacati. Ci siamo stufati che si va in assemblee dove tutti votano e non sai se hanno diritto al voto, e non sai se l'ultimo che è passato l'è preso al porto e l'è portato. Ci siamo stufati di sapere che i contratti, nel mio contratto di lavoro c'è scritto che è fatto pubblico, per le assemblee si voti, non c'è un'assemblea in Italia dove si è votato. Dato ufficiale, l'89% dei lavoratori è d'accordo con il contratto. Ci sono a gruppi adesso i ricorsi al TAR di lavoratori, gruppi di lavoratori che dicono che non sono d'accordo con il contratto. Ma come si fa? Allora la democrazia formale, che per l'esperienza che abbiamo fatto noi, magari io per esempio ero fuori dai partiti, sempre sono stato nel movimento studentesco, poi MPL, PD per i comuni, noi eravamo contro la democrazia formale. L'assemblea e basta, cioè io sono oggi un sostenitore che le regole formali sono sostanza della democrazia, perché ho visto, sapete cosa vuol dire? Che chi mi ha sconvolto la vita era proprio uno che non c'entrava niente con me e che invece ha fatto per me il contratto, mi ha fatto il contratto, mi ha fatto tutto. Alla fine uno dice, se poco si dovesse incominciare a ragionare in questi temi, forse qualche fenomeno sarebbe ridimensionato, restituirà a tutti non solo la voglia ma anche la certezza della propria democrazia. Vi ringrazio. E non potrebbe essere altrimenti davanti ai numeri che fanno della disoccupazione in Sardegna una vera e propria emergenza. Giacomo Meloni, segretario generale uscente della CSS, lo ha sottolineato questa mattina aprendo all'hotel Quattro Torri di Quartu il terzo congresso della Confederazione Sindicale Sarda, cui aderiscono 6.000 lavoratori. Anche se a precedere le parole sono state le immagini drammatiche degli ultimi incendi in Sardegna, un fuoco, ha detto Meloni, che brucia l'identità, le radici, la cultura, il futuro. Il 20% dei sardi cerca un lavoro, con percentuali drammatiche soprattutto tra i giovani. Quasi 6.000 lavoratori sono iscritti nelle liste di mobilità, altrettanti quelli in cassa integrazione. La CSS, ha detto ancora Meloni, non ha ricette miracolose, ma è pronta ad offrire il suo contributo per il rilancio dell'economia isolana, anche ribadendo la necessità di un federalismo sindacale. In 23 cartelle il segretario della CSS ha passato in rassegna le molte ombre e le poche luci della Sardegna, partendo da una scuola che alla selettività del merito non può aggiungere quella del reddito, dall'ambiente all'agricoltura, dall'industria al turismo, passando per l'auspicata autonomia fiscale. Meloni non ha mancato di strizzare l'occhio alla Giunta Palomba, apprezzando tra l'altro la decisione della Commissione Sanità di portare a 8 il numero delle USL. Il congresso della CSS si chiuderà domani sera con l'elezione del Consiglio nazionale.